Il primo giorno di mercato a Vicenza dopo l'esplosione in Veneto dei casi di persone affette da Covid-19, il coronavirus. Piazza dei Signori alla mattina è semideserta, pochi anche i banchi degli ambulanti presenti. Beh, è deserta la città, però, Quindi poi la gente ne risente, insomma. di sicuro. Sicuramente ci sono meno espositori, sicuramente c'è meno pubblico, sicuramente, è innegabile Secondo ed è te? visibile. Un 30% di persone in meno sicuramente ci sono state. Panico non ne ho visto, non si spiega bene che tutto questo panico è dovuto al fatto che hanno paura che si crea un'ospedalizzazione eccessiva, quindi insomma bisognerebbe stare un po' più calmi. Qualche misura l'ha presa lei? Mi lavo le mani come facevo prima, evito di tossire in prossimità delle persone, quel vademecum che si dovrebbe seguire normalmente. I pochi passanti si soffermano, guardano la merce, chiedono informazioni, nessuno porta la mascherina, preoccupati sì, ma dicono niente psicosi. No, ho paura perché non vedo nessun caso per avere paura. Questo discorso del coronavirus non la spaventa? Mi spaventa, ma poca. La paura c'è per tutti, però insomma a farne una mania no. In giro per il mercato, nonostante dopo questo weekend difficilissimo, timori? Certa preoccupazione sì, sì perché comunque si avverte nell'aria e quindi lo subiamo e speriamo bene dai. Lei ha preso qualche precauzione? Beh, vitamina C, tanto per non fa male di sicuro per il sistema immunitario, quindi non ho mascherine, niente, almeno vitamina C. Siamo un po' preoccupati, ma ho lasciato la macchina, dovevo mettere a posto orologio e Quindi è stata costretta ad uscire? sì. È normale, no, senza particolari ansie. Le disposizioni regionali sono di apertura dei mercati, però effettivamente si vede un po', ci sono meno banchi, meno gente, c'è un po' di timore anche a Vicenza. Sì, il timore c'è, qualche precauzione, io sto passeggiando, siamo all'aria aperta e bisogna essere anche ottimisti.